l'idea era quella di applicare appunto a queste donne un concetto di allenamento che normalmente si attua anche nell'alto rendimento, però ovviamente adattandolo alle esigenze specifiche. E chiaramente la Regione Veneto si è posta in un modo molto importante, molto forte, che ha riconosciuto appunto questo tipo di iniziative sostenendole in maniera molto importante. Dunque il legame tra lo sport e la salute per me è fondamentale. Ovviamente ci troviamo in un contesto qui a Treviso che è ottimale, dunque è una sede importante all'interno del circolo ospedalieri, dunque una sede molto soft, c'è verde, c'è il fiume Sile che è un'asta fluviale meravigliosa che permette di svolgere un'attività continuativa 12 mesi l'anno. Sicuramente sul piano di attività di seguire queste donne richiede un attimo di impegno, richiede ovviamente preparazione, richiede conoscenza, però le soddisfazioni che si hanno sono estremamente enormi. Questa è un'attività sportiva che la chiameremo di riesplorazione, un'attività adattata che permette appunto di poter vivere meglio, no? Dare proprio un'efficacia a questo messaggio dove la vita va vissuta e bisogna essere protagonisti e lo sport sicuramente ha un ruolo importante in questo contesto qua.